In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Liberamente. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sono state depositate in Cassazione le 637.000 e rotti firme raccolte dalle opposizioni per l'imprescindibile referendum che mira a ridurre i tempi di concessione della cittadinanza italiana da 10 a 5, a dimezzarli, insomma una forte diminuzione dei tempi necessari ad ottenere la cittadinanza italiana, ovviamente grande squilli di tromba del bel mondo progressista, ma questa rappresenta una priorità della realtà? Ebbene, a nostro giudizio no, ma in realtà non è a nostro giudizio, non è che lo diciamo qui noi beceri di Radio Libertà, lo dicono quei residui, diciamo, non riconducibili all'ideologia che si chiamano numeri, quella cosa che si chiama aritmetica, dati Eurostat, quindi presumo non una sentina di fascio sovranismo, secondo i quali nel 2022 l'Italia è stato il paese europeo che ha dato più cittadinanze a quasi 214.000 cittadini stranieri di tutti i paesi membri UE, ma non è stato, come dire, un primato estemporaneo, perché addirittura dice sempre un report di Eurostat, negli ultimi 10 anni l'Italia ancora prima per concessione di cittadinanze ha concesso la cittadinanza a circa 1.463.000 stranieri, numero più alto tra tutti i paesi UE. Quindi questo tema è l'ideale per far fare i titoli copia incollati a Repubblica, Stampa, Corriere, i giornaloni in coro, non è una priorità che sta nella realtà, lo dice Eurostat, lo dicono i numeri. A noi continua a sembrare che la realtà assomigli dannatamente di più a quella che anche oggi ha dipinto il ministro Salvini, segretario della Lega, a margine di un convegno a Milano, il quale tra le altre cose ha detto che nelle stazioni delle grandi città italiane, e questa è un'ovvietà fattuale per chiunque abbia frequentato una stazione di una grande città italiana, ci sono troppi delinquenti stranieri. Noi abbiamo già i delinquenti italiani da tenerci, perché ovviamente esistono, non è che c'è un determinismo etnico della delinquenza, nessuno l'ha mai sostenuto, almeno nessuno del centrodestra. Sono troppi anche i delinquenti stranieri, però, continua Salvini. Io sono orgoglioso di aver ridotto l'arrivo di delinquenti e se venissi condannato non verrebbe condannato un ministro, ma un'idea che gli italiani hanno votato, hanno sostenuto, controllare chi entra e chi esce dal paese. Se dovessi essere condannato, a festeggiare sarebbero gli scafisti e i trafficanti. Anche questo è un dato oggettivo, è la grande anomalia per cui Matteo Salvini soggiace a un processo politico di fatto, al netto dei tecnicismi e dei codicilli che gli imputano, perché ad essere sul banco degli imputati è la linea politica su cui lui aveva preso il mandato elettorale e che incredibilmente per una volta in Italia un politico stava portando avanti la stessa linea chiesta dagli elettori una volta al governo. Ed è la linea, peraltro, che ormai si sta diffondendo in tutti i paesi europei, quelli di sinistra in primis. Pensiamo al caso clamoroso della Germania di Scholz, che ha sospeso Schengen in certi frangenti e che ha detto che non è più sostenibile questo impatto di flussi migratori. Ma tutti i paesi europei, Macron si regola così a 20 miglia da anni, in modi anche violenti, anche troppo violenti. E quindi da un lato abbiamo
l'ideologia, contro i numeri, contro la realtà, servono ancora più cittadinanze. Benissimo, si esprimerà il libero popolo votante. Noi di Radio Libertà, quando questo accade, siamo sempre felici, indipendentemente dal risultato. E dall'altro però c'è la realtà. La realtà è che l'Italia dà più cittadinanze di tutti, che questo implica gioco forza per una questione statistica, un aumento anche della delinquenza straniera, e chi coltiva una politica diversa da quella ideologica dell'apertura totale, in Italia non può farlo perché finisce sotto processo. Questa è la situazione schizofrenica, l'unicum italiano in Europa e in Occidente. Ecco, vediamo di tenere il focus sulle cose importanti e di non farci distrarre dalle supercazzole. Grazie a tutti, a domattina.